Mi chiamo Daniele Pirozzi, sono uno psicologo e ringrazio l'Ordine degli Psicologi per l'opportunità rappresentata dalla Settimana dell'Informazione, grazie alla quale posso presentare il mio lavoro di tesi. Ho recentemente conseguito un master in giornalismo e comunicazione istituzionale della scienza presso l'Università di Ferrara e per questo master ho scelto di attuare uno studio, di dare il via a uno studio di ricerca proprio sul tema della diffusione della psicoterapia. È uno studio che è stato anche supervisionato dalla dottoressa Federica Manzoli del CNR. Il titolo della tesi è Psicofarmaci e psicoterapia e indagine qualitativa sulla percezione del pubblico e l'individuazione di strategie comunicative efficaci per favorire un maggiore approccio al trattamento psicoterapeutico. Dunque lo scopo della mia tesi è stato quello di indagare su un campione di pubblico di non esperti, quindi capire la percezione del pubblico di non esperti nei confronti della psicoterapia e degli psicofarmaci e al tempo stesso cercare di capire quali potessero essere delle possibili strategie comunicative efficaci per diffondere maggiormente la psicoterapia nel nostro tessuto culturale e sociale. Per fare questo ho svolto due focus group appunto, su un pubblico di partecipanti. Il fattore escludente era che non dovessero appartenere a categorie professionali quali psichiatra, psicoterapeuta, psicologo, medici di base o informatori farmaceutici. In questo caso il target che avevo individuato appartiene a una fascia socio-economica a un livello di istruzione medio-alto, quindi sarà importante appunto estendere la ricerca perché un pubblico diverso potrà offrire delle informazioni nuove, delle conclusioni diverse che arricchiranno il nostro livello di conoscenze e ci permetteranno di vedere di osservare al fenomeno della diffusione della psicoterapia con un maggiore livello di complessità. Bene, il focus group è stato diviso in tre parti. In una prima parte nella quale ho indagato la percezione del pubblico nei confronti degli psicofarmaci e della psicoterapia, una parte intermedia dedicata alla presentazione di alcune evidenze scientifiche e un'ultima parte dedicata proprio all'aspetto della comunicazione, quindi come secondo il pubblico si potrebbe comunicare meglio la psicoterapia. Per quanto riguarda l'area della percezione nei confronti di psicoterapia e psicofarmaci, possiamo dire che è emersa un'immagine molto positiva della psicoterapia e di entrambi i trattamenti il pubblico è riuscito ad avere una percezione a 360 gradi, ovvero hanno sottolineato gli aspetti positivi e negativi di entrambi i trattamenti. Gli psicofarmaci di primo acchito danno un'immagine positiva, ne emerge un'immagine positiva perché vengono visti come una forma di sostegno per una persona che sta vivendo una situazione di disagio e in alcune situazioni vengono percepiti come un trattamento e una soluzione necessaria e fondamentale. Sono però emersi nel corso, man mano che evolveva la discussione, alcuni aspetti di criticità di questo trattamento, ovvero il fatto che i psicofarmaci, secondo il pubblico, alterano eccessivamente la personalità di un individuo, dunque il comportamento, il carattere, oppure il fatto che vengono associati al concetto di droga, dunque conseguentemente al rischio di abuso e di dipendenza da parte di una persona. Oppure un aspetto importante che si trova in linea anche con quelle che sono le evidenze scientifiche, il fatto che lo psicofarmaco non cura la malattia, ma secondo i partecipanti serve a bloccare la terapia, a bloccare la malattia, a bloccare i sintomi, ma una volta conclusa il trattamento farmacologico la persona si viene a trovare di fronte alle sue stesse problematiche, diciamo. E inoltre un altro aspetto, diciamo un limite emerso per quanto riguarda gli psicofarmaci è il fatto che la persona non saprebbe dopo a chi attribuire il miglioramento, se a un proprio processo interiore o se unicamente al farmaco. Per quanto riguarda la psicoterapia invece viene vista come un percorso che permette a una persona di potenzialmente di elaborare dei traumi, di fare chiarezza, di fare il punto della situazione. Ecco. La differenza importante che è emersa è il fatto che la psicoterapia secondo il pubblico permette di andare oltre i sintomi, di cercare le cause magari di un disturbo o di un problema o perlomeno cercare di individuare delle possibili strategie per porre dei rimedi, per rendere una vita più accettabile. Viene percepita anche come un trattamento di prima scelta e anche diciamo, come una tappa diciamo, obbligatoria, quasi di passaggio, almeno una volta nel corso della vita, ecco, verrebbe suggerita dai partecipanti.
Naturalmente sono emersi anche degli aspetti negativi per quanto riguarda la psicoterapia, ovvero il costo elevato, il fatto che si tratta di un trattamento prettamente svolto in attività privata, e il fatto che richiede del tempo, questo è inevitabile, nel senso che ogni cambiamento è un processo. E un altro aspetto importante che è emerso da questo gruppo è che uno dei limiti è la presenza di molti modelli teorici, ovvero la presenza di psicoterapie di diverso tipo, psicoanalitica, psicodinamica breve, cognitiva, cognitivo-comportamentale, il che getterebbe, diciamo, un potenziale paziente in una situazione di confusione e non saprebbe dunque bene a chi rivolgersi. E nella parte intermedia invece la presentazione di alcuni risultati, alcune evidenze scientifiche non ha portato grandi risultati, probabilmente proprio perché il pubblico aveva già un'immagine ben consolidata e la presentazione di alcune evidenze scientifiche riguardanti anche l'efficacia della psicoterapia ha avuto solo l'effetto di consolidare un'immagine positiva che era già presente. Invece anche molto importante è stato l'ultimo aspetto, l'ultima parte, ovvero quella comunicativa, nella quale io ho chiesto a loro quali potessero essere le strategie per comunicare meglio la psicoterapia, quali potessero essere i canali comunicativi, ovvero le possibilità, gli ostacoli e le soluzioni. Il primo canale comunicativo condiviso da tutti i partecipanti è rappresentato dalla scuola, ovvero il luogo di origine della cultura e anche la scuola perché occupa il periodo la fascia d'età nella quale solitamente insorgono i primi problemi, le prime problematiche. Ecco. Gli ostacoli vengono rappresentati dal rischio di pregiudizi, le prese in giro dai compagni, oppure il fatto che la figura dello psicologo o dello psicoterapeuta potrebbe essere percepita come coercitiva, come imposta. Allora, quando ho chiesto loro le soluzioni, l'idea fondamentale è quella di fatto che lo psicologo dovrebbe iniziare a diventare, a far parte dell'immaginario collettivo, dovrebbe, come c'è il medico di base, dicevano, dovrebbe esserci lo psicologo di base, quindi andare dallo psicologo, la presenza dello psicologo dovrebbe essere percepita come qualcosa di normale e quindi attraverso ad esempio l'organizzazione di laboratori ciclici nel corso dell'anno scolastico e che coinvolgano l'intera classe per non porre in disagio magari un alunno che potrebbe avere bisogno magari di una consulenza. Ma i laboratori, secondo i partecipanti, dovrebbero iniziare fin dalle prime classi, diciamo, fin dalla tenera età, quindi già dalle elementari con attività di brainstorming per insegnare, per aiutare i bambini a riflettere su quelli che sono i loro stati emotivi, la condivisione dei loro stati emotivi, dei pensieri e la condivisione con gli altri, perché l'idea è che se un bambino fin da piccolo impara l'importanza della riflessione sui propri stati emotivi e la condivisione, se da adulto si troverà ad affrontare una situazione di difficoltà, sarà maggiormente predisposto a rivolgersi a uno psicoterapeuta, a intraprendere un cammino di psicoterapia. Un altro canale molto importante è dato dai medici di base. E in questo caso c'è una percezione un po' negativa, alcuni limiti, ovvero vengono percepiti i medici di base come incapaci di riconoscere un proprio limite, un limite di saper riconoscere e trattare magari un disturbo mentale. A tal proposito, come soluzioni viene data l'importanza di aprire un maggior numero di poliambulatori nel quale più figure diverse, professionali, possano collaborare in sinergia, quindi lo psicologo, lo psichiatra, il medico di base, l'infermiere, il logopedista. Ma anche la presenza, hanno dato anche degli esempi molto pratici, ovvero la presenza di dépliant e cartelloni nelle sale d'attesa riguardanti appunto la salute mentale e anche dando informazioni pratiche e concrete sul territorio per una persona che volesse rivolgersi a uno psicoterapeuta e non sapesse ancora quali soluzioni, quali vie intraprendere. E inoltre un terzo canale è rappresentato dai mass media o comunque dalla televisione o dai video, e in questo caso l'ostacolo viene percepito il fatto che c'è un abbassamento del livello culturale e anche del livello attentivo secondo i partecipanti e per cui secondo loro la comunicazione in questo caso dovrebbe essere breve, dovrebbe essere accattivante, dovrebbe contenere degli aspetti di ironia o al contrario di emozionare lo spettatore. È emersa l'importanza dell'autorevolezza della fonte, è emerso ad esempio il concetto del Ministero della Salute, dunque un messaggio secondo i partecipanti, se uno spettatore riceve
ricevente percepisce che dietro il messaggio c'è la fonte è molto autorevole, il messaggio ha molta più probabilità di arrivare a segno, diciamo, di essere ascoltato. E dunque, per concludere, possiamo dire che come era l'ipotesi iniziale, la mia ipotesi iniziale, il pubblico di non esperti ha dimostrato di rappresentare una delle chiavi essenziali quando si parla di diffondere la psicoterapia. L'importante è che loro possono fornirci appunto le chiavi, la loro visione, ecco, ma devono essere gli psicologi, gli psicoterapeuti a iniziare ad aprirsi al dialogo. Non possiamo essere noi ad aspettare che i medici di base si interessino alla nostra professione, ma dobbiamo essere noi a ragionare bene per capire come comunicare e cosa comunicare, quali contenuti. Inoltre sono emersi, come abbiamo visto, vari canali comunicativi, il medico di base, la scuola, quindi non era solo un discorso che si fermava alla psicoterapia, ma proprio alla disciplina in generale, una questione di istruzione, di istruzione verso il benessere mentale. E possiamo concludere che si tratta di una prima parte della ricerca e sarà fondamentale adesso estenderla su un campione più ampio della popolazione, perché appunto ci potrà dare maggiori informazioni, e anche estenderlo ad altre figure professionali, ad esempio in primis agli psicologi, agli psicoterapeuti, ai medici di base, agli psichiatri, per cercare di capire insieme come poter unire le varie informazioni e i vari punti di vista.